Al via da oggi i saldi di fine stagione, una stagione che per la verità non è mai iniziata per via del Covid-19. I negozianti non hanno fatto in tempo ad avviare le attività che già si inizia con i saldi. Pochi negozi ancora aperti dopo l'isolamento che c'è stato per via della pandemia, tante le strutture commerciali ancora chiuse che probabilmente non apriranno più. La Sicilia è una delle regioni dove i saldi sono iniziati anzitempo rispetto ad altre regioni d'Italia. Ma io le polemiche le metterei da parte, non è il momento di polemizzare vista la profonda crisi in cui versa il settore soprattutto dell'abbigliamento e delle calzature e in genere l'intero commercio. Pensiamo a lavorare, pensiamo e vediamo l'inizio degli sconti anticipati come un ulteriore stimolo, un ulteriore input a far sì che si spenda e si cerchi prima possibile di uscire da questo grande tunnel che è appunto la crisi del post-Covid. È chiaro a tutti che la ripartenza, la riapertura non ha coinciso con la ripartenza, ancora tanta strada deve essere percorsa per dare la possibilità chiaramente al piccolo commercio di poter uscire prima possibile dalla crisi. Polemiche a parte, vediamo di lavorare, vediamo di mettere a profitto tutti quelli che possono essere gli input necessari affinché si vada velocemente fuori da questa crisi. La città soffre, abbiamo visto anche alcune testimonianze, la ripresa è lenta. La ripresa non c'è al momento, dalla riapertura, quindi dal 18 maggio ad oggi, i volumi d'affari, soprattutto del commercio, sono stati veramente risibili. Il turismo è altrettanto fermo, quindi non abbiamo nemmeno quel poco di valore aggiunto che dà il turista in città. E proprio per questo noi vediamo l'inizio degli sconti anticipati come un segnale che possa dare una scossa alla spesa. La Banca d'Italia qualche giorno fa ha stabilito che che c'è stato un aumento del 20% dei risparmi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo significa che non solo è diminuita la propensione alla spesa, ma è aumentata la propensione al risparmio, è aumentata questa preoccupazione che ha l'italiano nello spendere. Dobbiamo uscire, dobbiamo lavorare soprattutto nella testa dell'italiano e riportarlo a spendere, riportarlo chiaramente a far ripartire questa macchina economica. Come sta andando l'attività dopo Covid nel settore della ristorazione? Se mancano i turisti non abbiamo niente da fare, se non vengono loro noi non iniziamo, non la ristorazione, tutta la via Atenea che vive di turismo. C'è questo bonus turisti, che ne pensa lei? Stamattina l'hanno fatto, non lo so, però per me io ho sentito molti del bed and breakfast che non va bene e qualcuno l'ha rifiutato, ora non so, non è il nostro caso. Ecco, lei cosa si auspica affinché possano tornare i turisti in città? Cosa si dovrebbe fare secondo lei che è un operatore del settore? Intanto devono aprire i bed and breakfast perché sono chiusi, perché il polmone del turismo sono i bed and breakfast chiusi. E poi tutto. Che futuro immagina per la nostra città e per la nostra economia in questa estate? Sarcasticamente cerchiamo di essere positivi. Sarcasticamente positivi, perché se siamo positivi per il Covid, dico sarcasticamente. Ecco, c'è chi dice che bisogna aspettare magari la seconda decade di luglio, che è ancora un po' presto. Il 15 luglio che iniziano ad aprire tutto già si dovrebbe iniziare a lavorare. Speriamo bene per tutti, perché la via Atenea è morta. Siamo con Laura Cacciatore, uno dei negozi di via Atenea più importanti. Come sta andando? Oggi è il primo giorno dei saldi. Noi oggi è il nostro primo giorno di saldi, abbiamo cominciato in anticipo e questo ci sta danneggiando perché non abbiamo avuto nemmeno il tempo di una ripresa, perché siamo già stati catapultati nella scontistica. Questo che da un lato ci dovrebbe aiutare per creare un po' più di movimento, però purtroppo non è così, perché quando un'azienda solida già mette il 30%, diciamo che siamo un po' messi stretti. Noi non usiamo mettere 60-70 perché i nostri prezzi sono molto contenuti e già con un 30% siamo a un margine ristretto, quindi questo ci porta ad avere una stagione estiva dove dobbiamo andare avanti per tenere anche altri negozi dove fanno continuamente scontistiche 60-70%, che non ho capito come, però dobbiamo poi andare avanti e questo ci danneggia ulteriormente.